la signora Mary Fabrocino con un grossissimo applauso. Vieni Mary, vieni, che dobbiamo parlare di una cosa velocemente, insomma, perché voglio dire, la signora Mary, eccola, ma quanto è bello, buonasera, ciao Mary. La signora, siediti un po' qua, il microfono rosso è quello che per parlare, giusto? È uguale, il rosso, è uguale? Sì. È uguale. Buonasera. Buonasera Mary, tutto bene? Tutto benissimo. Allora, io innanzitutto voglio ringraziare tutti i tuoi fan che ogni tanto mi mettono, anche a me mi piace. Ti faccio una bella pubblicità. Sì, io ti ringrazio tanto e voglio ringraziare anche a Enzo Sorrentino. Sì. E soprattutto io voglio ringraziare tuo marito che ti sostenga te. No, non ti preoccupare, non ti chiamo, ti sostiene dappertutto. Sì. Andiamo da Jenny, andiamo da Enzo, andiamo da comunque poro Maron. Un bacio. Un bacio a tuo marito e per tutta la tua bella famiglia, sì, ovviamente. Sì, certamente. Allora, Mary, tu stai facendo ancora delle cose, sì, che poi man mano, perché ho visto, io tu ti segui. Ovviamente man mano dici le date, io ancora non le so le date, però sarai il primo a saperlo. Ma io ti ringrazio, ovviamente. Voglio dire, la cosa che sto organizzando, la cosa è bella, è bellissima, non so, per i bambini e per Clochard. Per? Clochard, persone che sono povere. Povere, insomma noi facciamo sì che noi cantanti andiamo sempre da queste persone, ovviamente ci diamo anime, cuore, è vero, io vi ringrazio veramente a tutti quanti. Poi quando si terrà questa cosa, Mary me lo dirà, ovviamente sì, lo targhiamo su Facebook. Forse per la fine di maggio. Per la fine di maggio? Per me ci sta bene, perché voglio dire... Adesso stiamo completando i corti che sta facendo Enzo Sorrentino. Un bacione ad Enzo? Sì, lo saluto anche io. Domenica farà le ultime scene di Zombie nell'oscurità. Sì. Poi inizierà veramente un cortometraggio bellissimo, sì, che parla della violenza delle donne. Il fatto della violenza, io questo volevo arrivare, il fatto della violenza delle donne, che è una cosa molto bella, insomma, a me fa piacere partecipare in queste cose, perché sì, infatti tu vedi, no, noi facciamo beneficenza, sì, facciamo cortometraggi, anche quello del Clochard innamorato che ha fatto ultimamente, sì, è stato veramente bellissimo, che l'hai notato che c'era Maria e si dice che con il CD non mi ha buttato per grito, ma io ti ammazzo. Povere Maria. Sai perché ti sto dicendo in diretta? Perché non mi può battere. Però ti aspetto una palla. Ti giuro, però visto che stai qua, allora me lo vieni a portare a casa mia. No, visto che stai qua, il CD dopo vicino il microfono, e poi questo qua te lo porti tu, è la stessa cosa, perché l'hai fatto l'altra volta, anche l'altra volta ti porti questo che è ancora più bello, va bene, è più seguita la puntata. Perdono, ti ringrazio, ma tu perché devi il CD alla D? La voglio un mondo di bene. Vince è bello, vedi? Ma io perché sono schietta. Allora, praticamente è poco che ci conosciamo io e me. Ma è come se ci conoscessimo da una vita. È bello per sicuro. No, è vero, è vero. Poi ho conosciuto anche tua moglie. Complimenti, grazie, una bellissima donna, veramente. Grazie, gentilissima. Io ti voglio ancora ringraziare che sei venuta qui nei nostri studi. Io ti ho invitato con tutto il cuore. Per me è un piacere, veramente. Tu lo sai che io ci tengo per te, insomma, sì, e voglio dire, ho detto tutto. Un bacio ancora per Enzo Sorrentino. Ricordiamo per fine maggio c'è questa organizzazione che poi facciamo sapere proprio la data preciso da Enzo Sorrentino e Mary Fabrocino. Okay, un applauso a tutti. Grazie Mary, un bacio. Sì, io direi di chiamare il nostro